Benvenuti da Leoncino, Veneto. Benvenuti dalla palestra Sforza in quel di Riccione per la finale Under 15 del torneo di Rapidanza Cup italiana di Leoncino Basket, in quello che è il remake della partita di girone vinta dai Veneti nella prima giornata di torneo. Vediamo se Rotagliana saprà rifarsi della sconfitta che è maturata nei minuti finali della prima partita. In quell'occasione Rotagliana, la partita era finita 50-50, se non ricordo male, tutto pronto per la palla 2. De Pretto. Rotagliana mandata da destra verso sinistra in maglia nera, Leoncino da sinistra verso destra in maglia blu. Dal Monego rapina il primo pallone, a corre dal Monego, viene stoppato. Le squadre poterie molto calde. Spiller subisce fallo dopo aver provato il calcio. Tela e Nargamuresi contrastato, essa molto forte Leoncino, poi passato per misura per Spiller, già l'ha persa, si riparte dalla squadra veneta, brave. Il primo a conoscere Leoncino Basket. Muresi taglia, fallo per Muresi che andrà in lunetta col libero aggiuntivo. Abbiamo Muresi e della testa avanti Rotagliana, sempre più un punto in questo inizio gara. Ospiti per chi riceverà le foto col punteggio del tabellone, ospiti Rotagliana, locali Leoncino. Buon taglia fuori di Muresi che è collaborazione con Spiller, non ha questo pallone. Cella Del Monego, gira al campo su Spiller che va dentro, vuole andare la drive, sporcata la palla, poi Dal Monego corta, gliela ributta fuori Spiller, altissimo Cella, finiscono i 24. Azione prolungata di Rotagliana, è riuscita a controllare i rimbalzi ma la palla non ha mai toccato il ferro, quindi non si è riciclato il cronometro, ha portato fino in fondo Leoncino. Non cambia in maniera pulita perché ha fatto due conclusioni. Alla fine questa incursione fa fallo Spiller, primo Rotagliana. Gira Mogliano, prova a trovare il taglio, Cela la tocca e
ha un assist in buona sostanza, invece che lasciarla correre sul fondo era una terza e si è tramutato in 2 punti per Leoncino Basket, che torna avanti di 1. Cela si mette in proprio la 3, un airball. Ci vuole calma in attacco, farla girare. Un po' di confusione al tabellone, tira giù il rimbalzo Filler. Cela, vado dal Monego, alla tale tante si è riusciti. Nuresi non riesce a giocare bene, poi la da Cela, va dentro da Nuresi, non riesce a trovare l'Eduardo, ma subisce il fallo, avrà in meta con 2 liberi. 6:23 da giocare, Nuresi in lunetta per riportare avanti Rotagliana, entra Torrisi, esce Ziller. Torna in parità la partita con Nuresi che ha l'opportunità di portare la testa avanti di Rotagliana. Non sbaglia, anche il secondo. Per il campo Leoncino adesso cerca di manovrare facendo girare sul perimetro, prende Torrisi, girata, palla cortissima, uscita dalle mani del giocatore Veneto che va a finire sul fondo. Un po' di stanchezza perché il torneo è iper compresso in 3 giornate. Fallo su Dalton, i 2 gli mettono le mani sulle braccia e gli rubano il pallone in maniera irregolare. Si riparte dal lato per Rotagliana, 5-4, 5:59 da giocare, appena iniziata la partita. Tutte delle squadre ovviamente non vogliono lasciare nulla al caso, soprattutto prendere parziali in questo inizio partita che potrebbero già essere penalizzanti. Intanto Leoncino è già in bonus, Rotagliana ha speso solo un fallo. Per il possesso alternato, dopo la contesa di decreto, parte di nuovo Cela, si mette in post, Torrisi, gliela toccano, Cela anticipa, gliela tocca il numero 23 di Leoncino, rimessa a Rotagliana sembra, non vediamo l'arbitro dalla nostra postazione, non sappiamo dove è indicato, ma per la disposizione del campo dei giocatori dovrebbe rifare la rimessa Andrea Cela. E a prenderla Nuresi che imposta l'azione d'attacco di Rotagliana. Vuole penetrare, poi trova Cela, ben piazzato, non riesce l'appoggio. Non usa il tabellone Andrea Cela, rimane sul ferro, esce, si gira dall'altra Leoncino. Peccato, era una buona occasione. Andiamo per Leoncino che trova un bel cambio e mette di nuovo la testa un po' avanti Leoncino Basket. Si gioca subito Jacopo Carli, Mario Cavallo, dolorante alla schiena, non so quanto potrà reggere in campo Carli.
portato Carli, ma questa è la riga, esce la palla, quindi si riparte in attacco Rotagliana. Finalmente Carli per un tocco viene spinto, dice 7-5, 4:29 da giocare nel primo quarto. In bonus Leoncino non ha fischiato un paio di falli che potevano starci. Chiama il time out Magnocavallo, vuole un attimo sistemare le cose in campo. Molto tesa la finale, come sempre, questi tornei. 7 partite in 3 giorni per entrambe le squadre, 2 il venerdì, 2 il sabato e 2 oggi nel giorno di Pasqua. Le 2 semifinali e ora la finale per il primo e il secondo posto. Partita iniziata con circa 40 minuti di ritardo sulla tabella di marcia. Si torna in campo. Torna in campo Carli con De Pretto, Dalmonego, Nuresi e Torrisi. Manovra il numero 13 su Nuresi, non riesce a contenerlo, va a giocare 2 punti. Parte in velocità Nuresi. Arriva Carli, arriva Dalmonego, Carli va da Dalmonego, torna da Nuresi da 3. Carli. Difficoltà con il giocatore della schiena. Torrisi anticipa, ma la palla finisce fuori, o meglio il piede di Leo Torrisi, cerca la linea e quindi penetrazione, Balcon, difesa il pallone, dicono 2 liberi, Stiller. Sbaglia il primo. Realizza il secondo, più 5, Leoncino. Dalmonego, la butta per aria e trova 2 punti. Tira giù il rimbalzo Stiller, la passa a Carli che imposta a lui. Stiller, Dalmonego, da 3, prende il rimbalzo Carli sul l'airball di Stiller. Infrazione di passi di Carli che scivola.
si lamenta con l'arbitro Carli di una spinta. Sarebbero stati liberi, ma ormai non fischiano più falli a Rotagliana. Tanto 2:39 da giocare, Petro prova Muresi, Carli. E Petro praticamente fa un blocco a Carli. Muresi. Non riesce il gioco da 3 a Carli. Sì, tira. Erano liberi ugualmente anche se non ci fosse stato il bonus. Carli in lunetta per tentare di accorciare un po' il divario. Sbaglia il primo Carli. Sbaglia anche il secondo. Persa, non controlla il pallone, rimessa a Rotagliana. Rimessa a Leoncino, l'avrà toccata qualcuno. Da 3 prova a spararla, rimbalzo lungo, gli mette una mano. Di qua Carli trova il passaggio di Muresi viene a prendere la Jack Filler, va dentro il post Carli, Muresi da 3, De Pretto fa fallo nel tentativo di rimbalzo. 1 minuto e 30, 12-7, si fa fatica a andare a trovare il canestro e quindi Vesi in trocella. Palla lunga dal Monego, la tocca in fallo laterale. Manovra Leoncino, viene a prendere, a far girare sul perimetro, a girare Leoncino, difende Rotagliana dal Monego, fa una giravolta, con molta pazienza, forse anche oltre i 24, Cela va dentro, va a tirare liberi. Cela in lunetta, 2 liberi Rotagliana, 14-7. 43 secondi da giocare nel primo quarto. Entra il primo, muove il tabellino Andrea Cela. Entra anche il secondo. Bonus dell'interno, poi rientra Rotagliana e si lavora un po' spazio dove Dalton trova rapina, aspetta i rinforzi, Cela da Dalton, prova da 3, non riesce, non entra la tripla, guardi la tripla però no.
finisce il quarto con un canestro di Leoncino. Finisce il primo quarto 9-16. Non ce la fa Carli, sembra dire. Si riparte, si mettono in fila i ragazzi di Leoncino. Decreto dice, ma io ho toccato la palla, invece gli arbitri dicono 2 liberi. Si lamenta Cela, si lamenta Filler, si lamenta Decreto, un po' di tensione. Pronto nel cubo dei cambi Gabriele Linnella, probabilmente lascerà al posto Carli. Sbaglia il primo, 9-16, era finito il primo quarto. Sbaglia anche il secondo, gliela toccano, esce Carli. Mentre fuori Droid, Carli, dentro Linnella e Torrisi. Buoni tiratori da 3. Torrisi aspetta il taglio di Cela. Cela Capardio e quel canestro prende anche il fallo. Andrà in lunetta con l'aggiuntivo. Mi era perso un punto nella concitazione del momento. Meno 4 Rotaliana, Cela in lunetta con l'end one sull'ultima azione Capardia di Cela in posta, è andato a trascinare l'avversario sotto canestro per poi andare a appoggiarsi al tabellone. Il canestro con l'aggiuntivo concretizza il gioco da 3. Meno 3 Rotaliana. Tabellone, senza far pietà. Cela prova ad andare da Dalton, non arriva il pallone.
anticipa Torrisi mentre a gran voce Sono 13! Sono 13! Accapunto! buona difesa di Nella intanto mentre il pubblico acclama il 13° punto di Italiani sul tabellone, va dentro Dalton e tutti d'accordo che fa 15 così. (14-18) aggiorniamo anche noi, infatti anche me risultata un punto in meno in realtà. Al Monaco un abbaglio degli arbitri un abbaglio clamoroso perché il giocatore era in movimento, non può essere fallo, anzi era canestro e fallo in questa occasione. Era canestro e fallo, sbagliato completamente l'interpretazione del regolamento, rubato 2 punti a Rotagliana, è un fallo, anzi un possibile gioco da 3. Era anche in buona. Peccato che gli arbitri abbiano sbagliato in maniera così clamorosa. Pesante l'errore, perché ovviamente poteva dire tutt'altra cosa il punteggio. Tela rischia di ragliata, poi Torrisi sfortunato, Miller non riesce a controllare. Strike, non dice niente l'arbitro, o è fallo in attacco o è fallo in difesa, non esiste che non sia fallo quando si scontrano un giocatore con la palla. Torrisi la spara lui da 3 e mette tutti d'accordo. Alta l'intensità in difesa italiana, un piccolo di passi, palla persa, Leoncino, si esalta il pubblico, esce Nella, entra, buon impatto sulla partita di Gabriele Nella, buone cose in difesa, tocca Miresi, Tela si incazza, Tela con l'arbitro. Minuti e 12 a giocare, 20-17, partita vibrante, torna in campo Carli per Stiller. Riparte Leoncino, c'è la diavolato per seguito, gli tocca il pallone, gli fa fallo, lo manda a quel paese. Fallo tecnico per Andrea Cela. Poi sostituisce Magno Cavallo, entra Dalton. Tecnico realizzato da Leoncino che porta a 21 i punti. Si riparte
fallo. Uresi intercetta, la passa dal Monaco, mi fischiano il fallo adesso dal Monaco, che non c'era. Un po' di confusione degli arbitri in questa fase. Adesso liberi per Dalton dal Monaco, importanti questi Dalton, non fare scherzi. Corto il primo. Sbaglia anche il secondo, se taglia sul ferro. Intanto Carli prova di prendere sul 23, la fa girare. Marcato per Carli. Rischia la persa Carli. Dicono no, l'ha toccata un blu. Dalton fa in posta Carli, arriva la corrente Nuresi, la gira su Dalton che l'ha già marcato. Torrisi, Nuresi, bellissimo il canestro di Angelo Nuresi, buon canestro, assolutamente non facile, ma associativa. Poi la butta dall'altra parte del canestro, il Dalton da questa parte va dentro e poi la porta in pari. Buona time out, il Cortileoncino al Monaco. Due canestri di pregevole fattura, parziale 4-0 Rotagliana, 4:51 da giocare nel secondo quarto, partita vibrante. La posta in palio è il torneo di Mirabilandia, ma una finale è sempre una finale e non ci sta nessuno a perderla. No. Torna in parità dopo un periodo di comando da parte di Leoncino Basket. Rotagliana è riuscita a riprendere la testa della partita. Intanto time out, 4:51 da giocare nel secondo quarto. Qui a Riccione, trasferta di Rotagliana Basket con scoiattoli impegnati questa mattina nella finale, primo o secondo posto, persa. Siamo a Riccione? Siamo a Rimini? Mi dicono Rimini, perché in questi 2 giorni siamo andati avanti da Rimini, Riccione, Torre scoiattoli sconfitti in finale, un attimo secondo posto, hanno dato come i leoni questa mattina per la loro coppa, queste squadre con 14 under esordienti, fate valere dei rispettivi tornei. E adesso l'ultima partita, la finale under 15, primo e secondo posto. Va dentro Carli, se resta lungo. A girare poi la spara. Stiller, Carli, Stiller dal Monaco. Ricordiamo Dalton dal Monaco l'anno scorso, sempre in questo periodo, aveva portato alla vittoria l'Under 14 col premio di MVP del torneo, miglior marcatore della finale. Dalton in lunetta per
bonus, porta avanti di 1 Rotaliana con 4 minuti da giocare sul cronometro in questo secondo quarto. Stiller si allaccia le scarpe, entra e esce. Sfortunato dal Monaco. Si lamenta Magno Cavallo, dice come cazzo può essere, scusate, che è andata fuori, che stava saltando da dentro il campo, buttandolo fuori. Ha preso anche in mancata, si lamenta Magno Cavallo, deve fare un po' di pressione sugli arbitri, poi batte il 5. E un po' di psicologia anche. Bisogna lasciare niente al caso. Solo un punticino rischi ai passi. Torrisi controlla, in posta, viene il Dalton a prenderla, parte, Carli è troppo vicino, Torrisi, Carli la mette dentro. Subisce un colpo Carli, finisce qua la sua partita. Piange Carli. Dice che ce la fa, dice che ce la fa. Non sta a esagerare Jacopo. Vuole rimanere in partita Carli, non vuole lasciare i suoi compagni, subisce fallo e ne mette 2. Carli con la schiena a petti, forse gli si è aggiustata con quel colpo che ha ricevuto, sarebbe molto utile alla squadra. Non entra più niente a Leoncino. Dalton quello fuori misura, sarebbe stato bello. Si riparte dal fondo, 26-23. E quando è che fa canestro del 23? Mi sono perso il canestro. No, è perché mi aggiorno chi? E mi mancava uno. Silve Carli, Torrisi, da 3. Il ferro. Dalton per il calcio, mette 2. Manovra Leoncino, tira giù l'imbalzo Stiller, Torrisi, Stiller, spinge lui, viene da Dalton, si va dentro, anticipa in quell'attimo, intervento del difensore, apporta più 2 punti Dalton dal Monaco.
implacabile in questa fase di gara. Fischiato fallo a Ziller, non si capacita Giulio Ziller della chiamata, ma pronti ad entrare in campo Cielo e Nuresi. Fa riposare Dal Monego e Ziller. Partita lunghissima, manca un minuto, 30-23, Rotagliana torna avanti più 7. Ci saranno continui cambi di padrone in questa partita. Tira per bonus e tira anche bene. Non sbaglia, 2 su 2, rimangono 2 possessi di vantaggio per Rotagliana. Carli viene a prenderla, deve andare dentro dal contenuto, c'è la Carli, la tocca e la porta al finire. La madre Alonsino, questo è finale di tempo, 25 secondi da tenere ragazzi. Ragioniamo, andiamo fino in fondo a questo possesso. Un tiro, chiama Capitanzella, 32-25. La manovra Nuresi, che sa come trattare il pallone. Aspettato troppo, ma va bene così. Finisce il primo tempo della partita. Tutto pronto per il terzo quarto. Prima infuocato qui a Rimini per la finale under 15. Adesso è arrivato anche Mirko Papino come tecnico. Ciao a tutti, ciao. Rotagliana, quando cavallo schiera ancora Carli con Effetto, Corrisi, Nuresi e Capitanzella. Si riparte col più 7 del primo tempo. Come la vedi Mirko? Vedo che comunque Carli è in forma, lo vedo scattante, risolti i problemi della schiena sembrano. Vediamo ora di non subire il parziale iniziale, sarebbe comodo portarsi avanti dei punti di vantaggio.
c'è stato un momento di blackout di Rotagliano nel primo quarto, poi Leoncino non è riuscito più a segnare nel secondo. La partita probabilmente andrà avanti così, un po' fiammata, un po' momenti positivi e negativi per una e l'altra squadra. Intanto manovra Leoncino, Capitancello lo tiene bene, direi chiamata clamorosamente sbagliata su Dalton, che c'era canestro e fallo, e gli è andato fallo a Dalton. Poi per il resto la partita si è indirizzata correttamente. Nuresi, Cela, va da Nuresi, ottimo fallo rubato. Allo scadere dei 24 abbiamo un fallo. Non controlla il corpo, il 6 finisce addosso a Nuresi. Torrisi, solito movimento, se c'entra, fortissimo, riesce il tiro, ma Droid è lì, sbufala, Carli la butta oltre il canestro, alla fine la prende Leoncino e riparte. Si stanno alzando un po' i toni, mi sembra. Questo è lo sfondamento, secondo me. Forse... Se l'hai fiscato prima, se non hai fiscato prima, se prima hai fiscato il sfondamento, questo è sfondamento. Sì, forse i piedi in questo non erano proprio fermissimi, però dubbio quantomeno. Beh, se no fai come dall'altra parte, su Innella, ti prendi niente, si scontrano in tre, fai finta di niente, chiudi gli occhi e sarà quel che sarà. Fatto sta che va in lunetta, Leoncino, bene eseguito il primo. -6, vedete che il secondo non gli trema il polso, rischia Torrisi, anticipato Cela, discutono un attimo, mette in calma Nuresi, lui ha finito il pallone, arriva 32-27 più C'è la sala pesi sotto, si era nascosto lì. Cela parte lui al 100 all'ora, la butta fuori al compagno di merende Matteo Nuresi, poi la gira su Torrisi che la Torrisi prova a rispondere subito, ma fuori misura. Nuresi, siamo già dall'altra parte, Cela largo, torna da Nuresi, batte la Torrisi che è caldo, la rispara, scheggia il ferro questa volta, riparte Leoncino, rischia perché cambia l'idea mentre la sta eseguendo. Torrisi prova l'anticipo, riesce a trovare il canestro, un po' solo in mezzo all'area, bisogna chiuderla quell'area. Mirko, Abbiamo rischiato un po' con l'anticipo, l'abbiamo pagata a caro prezzo. Buon recupero i Carli! la butta in angolo il Torrisi, c'è ancora Rotagliana in attacco, fa per cadere il tempo, nessuno chiama i 5, almeno no, forse troppa bolgia per sentire la chiamata dell'arbitro. Sempre più 6 Rotagliana, 2 possessi pieni di vantaggio, si riparte dal lato qua sotto le tribune, a noi oscuro, siamo già dall'altra, fa girare la palla Leoncino, il 33 prova a ingaggiare un duello, non credo sia il suo lavoro palleggiare, però in qualche maniera riesce, arriva al centro e mette 2 punti, ha rischiato la persa ma ha pagato il lavoro, fattura 2 punticini per Carli, a Davuresi che la prova da 3,
scheggia il ferro, Droid, lotta, Cela, non è fallo di Cela, a mio modo di vedere. Non deve innervosirsi, deve restare qui in partita Andrea. Vorrei ripari Magnocavallo, mi sa, toglie Cela, entra, sarà fondamentale Andrea Cela per il proseguo di questa partita, se vogliamo vincerla dobbiamo vincerla con lui. Intanto Leoncino è sempre lì, fa un saltello un po' ambiguo, virata, gira, giro tondo, poi si torna di qua. Mamma mia. Un sasso sul tabellone, per fortuna non l'ha rotto, e si riparte. Carli esce dalla trappola che le avevano fatto, poi dentro Nuresi. La ributta in mezzo, un regalone a Torrisi. Nuresi fortissimo, però prova a controllarla, non si riesce, riparte. Sbaglia ancora l'anticipo Torrisi. Fallo di Torrisi sulla prima dell'azione di tiro, intanto Dalton Dal Monaco torna in campo, abbastanza ispirato Dalton oggi. Si vedo Torrisi un filo in confusione, poi sarà capitare un minutino di pausa per resettare. Ha provato due anticipi. Sì, è un microsecondo in ritardo nel tempo di gioco, che però ha fatto bucare due anticipi. Carli prova a tenerla in gioco, si lamenta. Adesso non so Carli come fa a giocare, aveva problemi con la schiena, adesso sta saltando. Cassi, Giulio Stile però manata in faccia, non si risparmia niente, si lotta sotto canestro per qualsiasi pallone. Stiller si lamenta ancora con l'arbitro, dice mi ha dato una manata in faccia, come può essere molto educato nella sua protesta. Stiller che conosce il regolamento essendo arbitro. Non sappiamo cosa sia successo. Sangue per Stiller. Perde sangue. Giulio Stiller va nello spogliatoio a mettersi un cerotto. Non sa nessuno. Si riparte dal Monaco per Carli. Manovra lui. Guarda Torrisi. Cela va dentro, scarica su Torrisi, si sposta, si arresta, tiro, due Torrisi, la manina sinistra educata, non l'ha persa. Scolastico Torrisi, ma bello da vedere. A movimento proprio, sì, elegante proprio. Mai con foga, mai scomposto. No, proprio bello da vedere. Si muove con grazia. Intanto si lamenta Magnocavallo, 31-37, 3 minuti e 56 da giocare nel terzo quarto. La tribuna è gremita, quelle delle grandi occasioni sia da una parte che dall'altra, ma c'è tutta la Rotaliana Basket a tifare i ragazzi under 15. Intanto discute Magnocavallo, pronto alla rimessa dal Monaco.
Si riparte con Carli che manovra qua sotto la tribuna. Carli, Cela, in post c'è Droid, arriva un missile per il Dalton e non semplice questo canestro, Mirko. Che bella cosa aveva fatto il Dalton. Ha il vischio sulle mani il Dalton stasera. Grande Andrea! Non riesce a tenerla in campo Andrea Cela. Tanto torna al lungo di Leoncino. Sicuramente un problema in area, ma c'è Alessandro Oid che si è guadagnato minuti su minuti in questo campionato. È passato Si impegna alla morte e si vedono i risultati. È passato da qualche minuto in fare i minuti decisivi. Zona fronte pari per la Rotaliana. Porta i frutti. Si invola Carli. A vedere i pugni, a vedere i muscoli. Viene giù la tribuna. Intanto ancora dal Monaco si lamenta con l'arbitro. Non hanno mai parlato così tanto con gli arbitri, penso. Più 10 in Rotaliana, mancano 2 minuti e 53. Io ho avuto l'onore di essere arbitrato dai due ragazzi che comunque sono molto rispettosi e si può parlare con loro. Sì, devo dire che in un clima abbastanza teso se la stanno cavando egregiamente, calcolando che avranno fatto 40 ore di palestra al giorno a testa. Oggi non hanno neanche pranzato, da quello che hanno detto, per continuare a proseguire le partite con un tempo riducendo al minimo il ritardo. Quindi ovviamente tutte le proteste sono date dall'agonismo che c'è per questa finale, ma sicuramente tanto rispetto per i due ragazzi chiamati a dirigere tutte le partite del torneo. C'erano stamattina, c'erano pomeriggio, ci sono questa sera e c'erano anche venerdì e sabato, sempre in palestra, bravissimi. Un po' spremuti come i ragazzi che si stanno giocando questa partita. Più 10 Rotaliana, 2,53. Una vita da giocare. Ancora zona dal fastidio. Attenzione, porta, spirito di sacrificio. Fallo di Cela. Quarto fallo di Rotaliana. Filler pronto a rientrare, è stato medicato. Va a vedere quanti falli ha fatto Cela, importante non esagerare. Non ho visto che numero ha fatto Gian. Non ho capito se 3 o 4. Se sono 4 sono problemini. Da 3 Droid vola e subisce il fallo. Denislav Martino gli altri. Il bufalone. Ha fatto il movimento del bufalo. Droid non è mai stato cambiato, credo. Non ha mai tirato il fiato. O comunque molto poco è suo il pitturato di Rotaliana. Va dentro la poggia morbida
rischia persa, peccato che l'anticipo fanno fallo su un tiro fuori misura, 2 liberi, peccato. La foga di Dalton Era uscita un carciofo dalle mani che è andato dall'altra parte del canestro, un cross. Purtroppo va bene così, bisogna mantenere un'intensità alta e lo stesso 2 liberi. sì. Sbaglia il primo. Dalle tribune suggeriscono problemi di falli, sembra quarto anche per Dalton. Torrisi, ma c'è Droid. Torna da Torrisi. La fa girare pazientemente Carli, lunga per Petretto, il cross anche di Carli. Prende un colpo Droid, la tocca momentaneamente col piede, quindi si riparte dal fondo. C'è da stringere i denti, non si sente il male. Ha tenuto un perro incredibile Droid sotto canestro. Non so come l'ha messo giù, però l'ha tenuto e io l'ho mosso. Ormai si pianta nel palquet quando è sotto canestro. Ma si prende il rimbalzo. Fa girare Leoncino intanto. La spara da 3, un sasso. Ancora lui. Ancora il bufalo. Nel pitturato non si passa. Prende un altro colpo, ma credo sia fatto di ferro oggi Alessandro Droid. Lo tira in piedi Ziller, gli dice non possiamo fare a meno di te. Prova l'anticipo Carli, va da Ziller, si lamenta perché ovviamente lungo tutta la corsa Carli è stato spinto e non ha fischiato nulla, poi fischiano adesso. Sì, lo stesso fallo, un po' a 2 misure diverse, lo stesso movimento, una volta premiato, cioè una volta segnalato, l'altra no. Giustamente esce il pallone, un po' di beffa perché saltella più volte sul ferro e poi esce. Bene eseguito il secondo. Ziller, Luresi, Torrisi, torna da Luresi, sta per cadere il quarto. Stiamo giocando zona contro zona. 3-2 per entrambe le squadre. Perso, dimenticato, punito! Erano dimenticati che c'era ancora tempo. Non riesco neanche a leggere il contromarca. 8 secondi mi dice Mirko, ormai. Una difesa da poco di Carli, poi non so che cazzo tira, che ha anche mal di schiena. Terzo quarto, 46-33 e adesso sono 10 minuti, tutti da soffrire. Comunque l'aria di mare fa bene a Mattiangelo. Mattiangelo è un marittimo. Abbiamo scoperto che deve trasferirsi da Lives a quantomeno Ai Gia Marina. a Gia Marina.
Corre Petrella sarebbe troppo. Rigenerato Mattiangelo. Rigenerato dallo iodio. E siamo qua, manca 10 minuti per questa finale Under 15, un po' di voce rocca. Ci sta. Stamattina tifo diavolato per i nostri scoiattoli, poi le 2 finaline per Under 14 esordienti e Under 14 non hanno potuto giocare per mancanza della squadra avversaria, ma si sono portate a casa la coppetta. La coppetta sì, è arrivata lo stesso. Settimo posto, Con la medaglietta anche. la coppa la portiamo a mezzo lombardo. Esordienti, come è andata? Medaglietta anche per noi, medaglietta anche per noi e coppa, quindi grande soddisfazione. I ragazzi sicuramente si sono divertiti e manca ancora l'ultimo giorno. E l'ultima sera questa Mirabilandia Cup, terza edizione 2026, 33-46, quarto, 10 minuti ci diranno chi alza la coppa per la vittoria della terza Mirabilandia Cup. Manovra Leoncino. La prova da 3 la mette non bisogna prendere sbandate all'inizio quarto. No, è importantissimo mantenere un filo di vantaggio ancora. È pronto il Dalton, fuori Nuresi. Brave! Non sbaglia! In Che punta canestro! Torrisi. Che canestro, ragazzi! Giro palla perfetto. Taglia fuori da scuola del basket di Giulio Filler, prende il rimbalzo, la dà a Leo Torrisi. Dalton la prova anche lui, prova Carli a portarla via come Malone, come Giordana Malone, sulla mano debole, sul lato debole, scusate. Passi, a me sembrava passi. Fischiati passi dall'arbitro sotto la tribuna, che non vedevo perché sto guardando nel video. Deve prendere a Carli, la va a Filler. Carli prova l'end one. Fermato prima, ma va bene così. Io mi sto chiedendo la sua schiena cosa ne sarà domani. Telefono già al fisioterapista. Filler. Momento decisivo della gara, direi. Può essere il decisivo. Risponde subito.
bucata la zona 3 volte con 3 triple, brutto segno per Leoncino. Time out Leoncino, più 16, 7-0-4 da giocare. Il tiro di Torrisi sempre incredibile comunque. Dagli spalti mi dicono è caldo come una stufa a Torrisi. Il con la sua manina educatissima. Saranno 3 minuti decisivi. Se loro restano a zona e tiriamo così sono già morti, devono cambiare e tornare a uomo subito. Vediamo, complimenti in tetto del Montevallo. Vediamo come uscirà dal time out decisivo questo processo. Riparte Leoncino Basket, vediamo il coach cosa avrà chiesto di fare. Cambiata la zona, 1-2-1, rimescono ancora le carte. Fallo di Giulio? Ah, mi sembra che non avevo... c'era dimenticato un po' il pallone il filler. Era distratto un secondo. Non so quanti falli ha fatto, secondo me sono 3 o 4. 1. Ma come? C'è sarà qualcuno che ha i falli di filler comunque. Bel movimento. Gioco in post. Tornati a uomo in effetti. Concordo sulla scelta del mister di Leoncino Ha preso 18 punti di triple, quindi di cambiare la difesa. D'altronde a zona, se hai la serata buona da 3, non la... sì, la zona lascia scoperte due cose, rimbalzi e triple, quindi Rimessa sanguinosa di Giulio Figlio, bisogna restare con la testa nella partita. Entra Cela, esce Filler, 6-18 intanto, riparte Leoncino, Dalton non riesce da 2, no, è da 2, aveva il piede sulla riga. Cela, Droid detta legge sotto. Anche con una uno sentenza nel pitturato, rende 10 centimetri ma non ne frega nulla. Ma sì, con quella manona col vischio e tira giù i rimbalzi. Altra persa. Time out per Magno Cavallo. Ferma il gioco Magno. Ci sta. È il momento in cui Leoncino dà il massimo per rientrare, se non rientra da qua a 2 minuti è partita persa, quindi ci sta che stiano dando il massimo. Ah certo, adesso bisogna tenere perché correranno per 5 e presseranno per 6 per poter rientrare nel punteggio, anche perché sono 14 punti che dividono le due squadre a 5,43. Ancora lunga. Ci sono ancora
17, 15, 16 possessi più o meno da giocare da una parte e dall'altra, quindi partita ancora lunghissima, una vita. Riparte dopo la persa di Rotagliana, se lo perdono un po'. Ha rimbalzato, ha palleggiato con 2 mani a mio modo di vedere, ma viene dato fallo. A chi viene attribuito il fallo? Ah, Droid. No, errore. Errore purtroppo, sì, disattenti. 2 liberi, 2 falli in fila di Droid, un po' pesantino. Mancano 5 minuti e 26, si è giocato pochissimo. Purtroppo non sappiamo quanti falli ha fatto De Pretto. Nessuno sa i falli di nessuno, credo. Sbaglia il primo intanto. Realizza il secondo. Almone che vuole andare da De Pretto, non ci arriva. Prova a far fallo Carli. Non può far fallo Cela. Non lo fa, ma tira giù il basso De Pretto. Fuori misura lo scarico. Sì, 4,58 più 13. Fa fallo, intanto pronto sul cubo dei Carli, forze nuove, Mattia Angelo Nuresi. Non è bonus. Esce Carli. Riesce a buttare le manone di Droid. Serve un canestrino in qualche maniera. Serve ritrovare un attimo di calma. Non lo trova Dalton, 4,12 da giocare, 44,55, cross, Cela, per Dalmonego. Il fallo, Dalton, Dalmonego. Scusate, mi è tremata un po' la cam. Non so cosa ho ripreso di questo canestro. Magno Cavallo, quello dei bei tempi. Dalton concentrato. Non le sbaglia queste partite il Dalton, le finali sono il suo pane. Nuresi, Ragazzella, carica per Dalmonego, e dopo riesce, clamorosa, Grande Mattia. Nuresi, ragiona, bravissimo, bravissimo, 3,16 da giocare.
c'è la Nuresi, la spara lui, c'è De Pretto che vuole farlo in Robes, ha chiesto troppo. Bella giocata, dietro schiena, serve l'assist dal Monego. De Pretto torna fuori da Nuresi, dice allargatevi Magnocavallo, guarda il cronometro, 2:30, 48, 58, 46, fallo su Nuresi. Tra un po' Magnocavallo entra in campo. Catechizzava in modo poco catechistico Droid. Ha dato dei consigli in maniera colorata, Ecco, sì. ha fatto un disegno, diciamo, sulla pelle. È il Magnocavallo dei bei tempi. Diciamo che arrivati a 2 minuti e 26 su più 12 non vuole lasciare niente al caso e vuole essere sicuro che i ragazzi lo capiscano. La statistica ce la facciamo, le statistiche. Punteggio relativamente basso della partita. Basso, sì. Però in partita intensa ci sta, tanta zona, quindi la zona abbassa sicuramente tanto i punteggi e allunga le giocate, è difficile che giochi nei 10 secondi, non c'è il contropiede, giochi al limite dei 24 per trovare il buco. 2 minuti e 26, Torrisi, c'è la Nuresi, De Pretto, dal Monego. A cercare di capitalizzare al massimo il vantaggio fin qui maturato. Parla con l'arbitro. Nuresi subisce il fallo, erano in bonus. No, entrano ora in bonus. Com'è? Ah no. No, il tabellone dice di no, ma la paletta, dice di sì. Si tira per bonus. Sconsolato l'allenatore di Leoncino che dice, il tabellone dice 3. Non lo sapevamo, pensavamo di avere un fallo da spendere. Il fallo non c'era, un po' meschina questa. Sì. Ma non è colpa di Rotagliano, ovviamente è il torneo che è un po' così naif. In lunetta Nuresi 2 liberi importanti, sbaglia il primo. Bravo Mattia. Buono Mattia, no! Prova la steppata, Nuresi si dispera, Ma l'ha fatto con tutta la voglia di stoppare. e c'era anche in parte riuscito, Sì, però è facile che te lo ci ha finisca. provato, però vabbè, ha fatto bene, cioè, tutta la voglia è lì. Devono esserci arbitri bravi perché vedano bene questo tipo di giocate. Vabbè, tirerà 3 liberi, il primo lo sbaglia. Due minuti e 10, intanto corre via un po' di tempo, il secondo lo mette pian pianino fra un possesso e l'altro, i minuti mancano 130 secondi, a momenti esce il secondo ben eseguito. Miracolo.
Usciamo a fatica dal pressing, ma usciamo, che è importante. È fondamentale, direi. Sì, abbiamo anche la palla ancora in mano. Dice Rotaliana, non è male. Via da lì. Ok. Questo è in angolo Torrisi che non si agita di certo. Giochiamo sui 24 che va bene. Grande Andrea. Cela non trova il bersaglio grosso. Manuresi tirafina la palla senza il fallo. Ragiona Rotaliana. 1,24 sul cronometro. Ragiona Capitanzella. Zona ancora, zona press. Porta il gioco al Zona press. Ah, bravo. La tengono in vita in qualche maniera. Se resta, tira. A momento da giù. Chiama la contesa quando la palla ce l'ha in mano Droid. Anche no, questa chiamata. No, ha chiamato la contesa su una frazione di secondo con le mani sulla palla, senza aspettare. Sì, in altri momenti 3 ore, stavolta in un decimo di secondo contesa. Ma siamo a 62 secondi. La freccia! Fischio. Canestro. Nuresi va dal Dalton dentro per Cela, prova Droid, la ciliegina sulla torta di questa finale. Un possesso scarso, un possesso abbondante, scusate, non molla Leoncino. Torrisi, resta lì la palla, fallo, la butta per aria, non entra. Non entra, è da due liberi e basta. È finita? Sì, è finita. 50-61. È finita. Gli rendiamo anche il parziale di 10 punti al momento. 18 secondi e 4. Pronti a esultare. Mette il primo. Sbaglia il secondo, tira giù il rimbalzo, ma non l'hanno girata! Scusa, do dei suggerimenti al tavolo. Chiama time out, coach. Hanno fatto rimessa dal fondo con la freccia, Non l'ha girata, Mirko Trapin l'aveva detto più e più volte, ma è una bolgia qui a Riccione, ma direi che poco importa, Mirko. Pappola la signora del tavolo. Tira il bastone in testa, Noè. Tira il bastone in testa. 15,5 secondi da giocare. Il bastone in testa. 51-61. 4-4-4. Tutti i bonus. Bella, vibrante. Mi sa che ci porteremo a casa la coppa quella grande. Sì, la coppa grande c'è ormai, sì. Sono 15,5 secondi e sono i 10 punti di distacco. Nel girone l'aveva vinto il Leoncino di 10 punti, 60-50 se non ricordo male. Questa sera a 2 giorni di distanza l'italiana vince quella che conta.
diciamo che invita la calma di Mario Cavallo, felicità per la vittoria. Un po' di parapiglianimi accesi dalla partita del girone. Sì, è rimasto un po' di ruggine, ma speriamo va bene per portarsi della luce quando la vinci. Saluto. (61-51) il finale, ancora una volta la porta a casa Mario Cavallo. Voglio festeggiare sotto i tifosi, Mario. Dovrebbe esserci una premiazione. Festeggiano i ragazzi Magno con l'italiano. Credo che ci sia subito la premiazione. Bella partita. Sì, bella partita, intensissima. Ci stava, si sapeva all'inizio. Bella squadra loro. Sì. Hanno saputo aumentare tantissimo l'intensità nel quarto quarto. Non sono riusciti a trovare i canestri che servivano per entrare nel punteggio. Poi abbiamo tirato benissimo da 3, in quel momento lì in cui difendi a zone, prendi tanti punti da 3, ti demoralizzi. Avere tante triple aiuta sempre. Mi stacca la partita perché sono dei consensi che pesano tanto. Vediamo se riusciamo a restare collegati per la premiazione. Meritatissimo Leoncino Basket, mettono la medaglia al collo del primo posto i ragazzi di Italiana. Una bella soddisfazione in questa stagione un po' avara di risultati positivi. Hanno ritrovato la vittoria nel torneo che fa sempre molto piacere. Capitan Cela. Con proprio qua sotto. Io direi che possiamo staccare il collegamento. Aspetta che salgono le scale, vedi?
grande sostegno di tutte le squadre italiane. La porta su Nuresi la coppa. È quello che se l'è goduta di più, secondo me. La voleva, si è portata a casa. Se vuole può dormirsi anche stanotte. La prende anche Carli, anche lui ha messo del suo per portarla a casa. Bravi ragazzi. Una roba realizzata più prossimo. Speravo in un miracolo. Direi che da Rimini e dalla Mirabilandia Cup è tutto. Ciao e buonanotte. Ciao.